Dichiarata morta la 32enne marocchina trovata agonizzante dai figli ieri sera in casa ad Ariano nel Polesine. Ancora mistero sul responsabile movente. Il marito non era in casa, i carabinieri hanno sequestrato un fucile. Parla il proprietario dell'abitazione che per primo ha soccorso la donna, chiamato dai figli. Sembrava avesse preso una botta in testa, poi girandola ho visto il sangue. Sgrida tre ventenni che stanno facendo la pipì davanti all'albergo che gestisce insieme alla famiglia. 31enne viene picchiato a sangue e finisce in ospedale assieme alla mamma ferita. La violenza stamattina a Marghera. È stata dolosa l'esplosione del 23 marzo all'Istituto Professionale di Rovigo che provocò 2 ferite e danni ingenti. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Durissimo attacco di Roberto Marcato alle velleità di Fratelli d'Italia verso le regionali 2025, la replica del coordinatore dei meloniani volgare, noi sempre leali ma vogliamo contare di più, e sul voto in Consiglio per l'Inno Veneto il suo partito si astiene. Timori per la messa a terra del Piano Nazionale di Resistenza nel Veneto, una partita miliardaria, progetti a rischio, dice il Partito Democratico, restano fiduciosi gli industriali, per Zaia va considerata l'inflazione. Per mesi ha perseguitato l'ex arrivando a bruciarle l'auto e minacciando anche la figlioletta, 36 anni, latitante romeno, arrestato dalla polizia a Treviso, la vittima ai nostri microfoni, ho ancora paura. Trova a terra un assegno di oltre 64.000 euro e per restituirlo ferma una volante della polizia. Protagonista dell'episodio una signora di Belluno. Gli accertamenti permettono di risalire al proprietario che con quei soldi doveva estinguere un mutuo. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. In primo piano la cronaca con il giallo di Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo, perché è stata dichiarata morta nel pomeriggio di oggi Kia Annoui, la 32enne marocchina trovata agonizzante dai figli ieri pomeriggio nella loro abitazione. La vicenda è ancora avvolta nel mistero. Oggi i carabinieri hanno circondato l'abitazione e sequestrato un fucile. Mi ha chiamato i bambini, io ero lì in garage, poi mi hanno chiamato loro. Ha parlato fino a notte fonda con i carabinieri per raccontare che cosa è accaduto. È stato quest'uomo che vive nel primo piano dello stesso casolare a trovare Arkia Annawi, la 32enne marocchina scoperta agonizzante nel pomeriggio di ieri dai figli di 8 e 11 anni appena rientrati da scuola. È stato lui a soccorrere i ragazzi, chiamare il 118. La donna era a terra in cucina. Per 24 ore ha lottato tra la vita e la morte. È stata dichiarata deceduta oggi pomeriggio da una commissione medica. Nessuna traccia di sangue, racconta il testimone, poi l'ha scoperta. Non c'era niente vicino al corpo c'era niente al momento. Io penso che ha battuto la testa perché adesso non sapevo altro dopo, dai. E non c'era sangue? No, dopo l'ho girata, quando l'ho girata aveva sangue. Ha sangue dietro la testa quindi? Sì, qua. Soltanto in un secondo momento, grazie all'attacco, si scoprirà la presenza di un proiettile conficcato nella testa della donna. Una villetta presidiata da questa mattina, quella di Via Fine, dai carabinieri di Adria, dopo che ieri in serata la scientifica aveva ultimato il sopralluogo per i rilievi. Alle 16 di questo pomeriggio il ritrovamento di un fucile che viene subito messo sotto sequestro. Potrebbe essere l'arma dal quale è partito il colpo che ha ucciso la 32enne. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Maria Giulia Rizzo. Il casolare è immerso nella campagna polesana, a pochi passi dall'argine. Il marito della donna non era in casa, è stato subito rintracciato. In quel momento c'era solo l'anziano proprietario. Signori, lasciatemi passare perché sono un po' sfarzonato, perché sono stato su fino alle 3 come era stamattina. Quei signori là che mi hanno massacrato. Un giovane albergatore di Marghera è stato brutalmente picchiato per aver ripreso 3 giovani che stavano sporcando la vetrata del suo hotel. Sono arrivati 3 ragazzi, forse stranieri, non si sa, e praticamente si sono messi a fare la pipì qua fuori davanti all'entrata dell'albergo. E mio fratello, come l'ha visti, ovviamente ha detto: scusatemi, ma non si può fare la pipì qua. E i 3 ragazzi subito l'hanno preso male e hanno iniziato a picchiare mio fratello. Calci e pugni a non finire, una furia selvaggia. Nemmeno i 3 clienti dell'albergo, che sono subito accorsi in aiuto di Alessio Wang, sono riusciti a fermarli. Uno di loro è stato scaraventato a terra e la madre del ragazzo aggredito è stata portata in ospedale, colpita anche lei per aver cercato di difendere il figlio. Un'azienda a conduzione familiare, l'Hotel Autostrada, che esiste da 19 anni. La zona è periferica, ma fatti del genere non si erano mai visti. Abbiamo visto di tutto, ubriachi, drogati, di tutto e di più, ma mai visto che qualcuno ti mette le mani addosso in questo modo, senza che mio fratello abbia fatto qualcosa. Come sta suo fratello adesso? Non bene, ovviamente sta facendo ancora tanti controlli
E quello di accertato che ha avuto un trauma cranico, ha vomitato per tutto il viaggio, comunque da qua, per tutto il viaggio fino in ambulanza, in ospedale ancora ha vomitato, e poi praticamente ha delle fratture alle ossa dell'occhio. La polizia è intervenuta e ora scatterà la denuncia. Sul marciapiede ci sono ancora i segni dell'aggressione. Un pezzo di felpa strappato ad Alessio è rimasto davanti all'ingresso dell'albergo. Da quello che si è potuto capire, i tre avrebbero un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Ora si attende l'esito delle indagini. Mai visti prima d'ora, non li conoscevamo, mai visti prima d'ora. E non sappiamo neanche chi siano, cioè non so cosa hanno in mente i ragazzi d'oggi. Esplosione all'Istituto Professionale per l'Industria e il Commercio Viola Marchesini di Rovigo. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Un boato poi le fiamme, 2 studenti feriti, le vetrate esplose dopo la deflagrazione, infissi scardinati e danni sia all'immobile che agli arredi. È accaduto lo scorso 23 marzo in un'aula dell'Ipsia Viola Marchesini di Rovigo. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. È stato disposto inoltre il sequestro di materiale ritenuto interessante per accertare la dinamica dei fatti. Sono tuttora in corso indagini della squadra mobile della questura di Rovigo. Rischiano davvero tanti gli autori del gesto. Le accuse vanno da lesioni personali ai danni di soggetti minori a fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o parte di essa, al danneggiamento di edificio pubblico fino alla fabbricazione di esplosivi non riconosciuti. La polizia sta indagando per stringere il cerchio e identificare i responsabili di quella che poteva trasformarsi in una tragedia. L'esplosione avvenuta nell'aula del primo piano, usata per attività di sostegno, fortunatamente vuota in quel momento, ha provocato una serie di danni ingenti all'edificio. I 2 studenti rimasti feriti si trovavano nel corridoio adiacente alla classe, avevano riportato lievi ferite alle mani a causa dei numerosi vetri esplosi ed erano stati medicati sul posto dai medici del 118. Le lezioni dopo la deflagrazione erano state sospese e la scuola evacuata. Le fiamme erano state subito spente dall'addetto alla sicurezza della scuola in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e della polizia. Ora la svolta della procura è caccia ai responsabili. La politica, tensione massima tra gli alleati del centrodestra, sono diventate un caso le parole pronunciate dal leghista Roberto Marcato. Volgare, dice il coordinatore di Fratelli d'Italia De Carlo, che si rivolge a Zaia. Fratelli d'Italia vuole cambiare le carte adesso e dice vogliamo adesso avere dei posti in più, vogliamo avere delle presidenze di commissione, vogliamo avere la vicepresidenza della regione, vogliamo cambiare perché è cambiato l'assetto politico. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! Col cazzo! Questa è la risposta. L'invettiva dal palco della festa del popolo veneto è presto diventato un caso, anche se non è la prima volta che Bulldog Roberto Marcato mostra fastidio nei confronti degli alleati. Autonomisti da un lato, patrioti dall'altro, l'affinità sembra solo elettorale, non elettiva, anche guardando al Consiglio regionale dove nelle scorse ore si è avviato l'iter di legge con cui si doterà la regione di un inno del popolo veneto. Al voto contrario delle opposizioni si è aggiunta l'astensione di Fratelli d'Italia. Apriti cielo, ed è così che le parole pronunciate a Montorio Veronese da Marcato segnano un solco nel rapporto tra forze del centrodestra. All'orizzonte le regionali 2025, così lontane, così vicine. E se la mettono via, se ci sarà il terzo mandato lo farà ancora Zaia. Se non ci sarà il terzo mandato, se la mettono via tutti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, sarà ancora un candidato della Lega. Punto. Dichiarazioni che sono deflagrate in giornata. Lo stesso coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, si appella a Zaia. Al netto del linguaggio e dei modi decisamente volgari dell'assessore Marcato, Fratelli d'Italia non chiede poltrone, non chiede posti, non lo ha mai fatto. Fratelli d'Italia fa un ragionamento politico di condivisione e di coinvolgimento nelle scelte della regione. Starà poi al presidente Zaia capire o cercare
di vedere quanto coinvolgimento vuole da parte del nostro partito, dei nostri consigli regionali, anche alla luce sì dei risultati che ci sono stati, ma anche alla luce del fatto che ci siamo sempre dimostrati leali e corretti e che vorremmo essere più coinvolti anche nelle scelte regionali. Tutto qua. A confermare la linea è anche il responsabile enti locali dei meloniani quando mancano meno di 2 mesi alle amministrative per 49 comuni del Veneto. Non è che ci si stracci le vesti, ecco, se non ci verrà riconosciuto qualcosa. Quando sarà ora probabilmente ce la prenderemo e poi dopo però i ragionamenti li faremo noi. Noi ce la mettiamo anche via, però attenti a porsi sempre in sta maniera qua. A me non è il mio modo di fare, poi anche insomma lo strumento che ha detto di adoperare Marcato, magari lo adoperiamo per fare dell'altro. Tensioni quindi alle stelle e un avviso ai naviganti arriva proprio da Zaia. Nella giostra della politica, fa intendere, si sale e si scende. Abbiamo dei compagni di viaggio, ce li abbiamo a livello nazionale ma anche a livello locale. È pur vero che se ad ogni elezione dovessimo cambiare la compagine diventerebbe anche poco comprensibile per i cittadini. Parlo anche nell'interesse della nostra controparte politica, che poi dovrebbe giustificare il fatto che ad ogni elezione magari tu chiedi il riconoscimento, cosa che è accaduta anche per la mia parte politica quando crescevamo tanto, ma avevamo ovviamente le amministrazioni che avevano già deciso e abbiamo accompagnato fino alla fine. PNRR è una partita milionaria per il Veneto, ma ancora tutta da scrivere. Attuazione lenta, rischiamo grosso, dicono i Dem. L'attenzione deve essere massima per gli industriali che rimangono fiduciosi. Per Zaia serve estendere lo strumento alle famiglie in difficoltà. Rischia il Veneto, rischia l'intero paese. Stiamo parlando di quasi 200 miliardi di euro che sono stati messi a disposizione dall'Europa con tasse europee sui cittadini europei. E il nostro paese, come è noto, è il paese che prende più soldi da questi grandi progetti, da queste 6 grandi aree tematiche, e all'interno di questo certamente il Veneto ha un peso di circa il 10%. Una partita miliardaria che sta scontando troppi ritardi, quella del PNRR, è scandita dai ripetuti allarmi degli enti locali, spesso sprovvisti del personale necessario anche per la stesura dei progetti. Tempi lunghi, burocrazia che non funziona, assenza di competenza all'interno della pubblica amministrazione, che non sempre è in grado, anzi spesso non è in grado di far fronte a progetti di questo tipo, progetti a volte che non stanno in piedi. Ferrazzi porta l'esempio del nuovo stadio di Venezia, per cui la Commissione europea ha chiesto approfondimenti al pari del rifacimento di quello di Firenze, ma la questione non coinvolge solo comuni ed enti, la messa a terra spetta alle imprese. Il mondo industriale di Treviso, Padova e Venezia resta fiducioso. Io sono ancora positivo e confidente che possano arrivare i fondi e essere spesi per le opere previste, quindi adesso diamo fiducia al governo e diamo fiducia alla regione che possono portare tutte le risorse necessarie nel nostro territorio. Sullo sfondo le parole del capo dello Stato proprio sul PNRR. È il momento di mettersi alla stanga, ha detto Mattarella scomodando Alcide De Gasperi pochi giorni fa. E a proposito di citazioni: io sono un inguaribile ottimista, Don Sturzo diceva sono unitario ma federalista impenitente. E da autonomista impenitente dico che le risorse dedicate al Veneto devono venire in Veneto, non devono andare da altre parti, questo è poco ma sicuro. Dopodiché sul PNRR, l'ho detto fin dall'inizio, c'è l'articolo 21 che permette la rinegoziazione del trattato, qualora vi siano anche nuove esigenze, ad esempio il tema dell'aiutare le famiglie sui costi energetici piuttosto che fare investimenti nella riconversione green, sta diventando prioritario ed è giusto che si investa, il che non vuol dire togliere risorse a chi già ce le ha. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Perseguita la ex e brucia l'automobile. Lo stalker, un 36enne romeno, è stato arrestato questa mattina all'alba dalla squadra mobile di Treviso. Ho ancora paura, dice la vittima. Ho sentito dei colpi anche stanotte sulla finestra. Spero sia la fine di un incubo. Secondo me anche stanotte è stato qua, perché ho sentito rumori strani. Che tipo di rumori? Come sbattere qualcosa, il vetro sopra. Può essere dei sassi, sì, che mi ha lanciato la camera da letto. Avevo sentito, dopo mi sono svegliata, ho guardato la telecamera, come se la telecamera non c'era niente, mi sono addormentata, mi sono svegliata ancora. Nel terrore? Esatto.
È ancora impaurita Eva, nome di fantasia, anche se il suo incubo quotidiano sembra finito con l'arresto di Daniel Ionut Niculea, rumeno di 36 anni su cui pende un mandato di arresto europeo per reati contro il patrimonio e un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Treviso. Gli agenti della squadra mobile guidati da Immacolata Benvenuto lo hanno scovato di prima mattina nell'appartamento di una coppia di connazionali nella cintura urbana del capoluogo. Un anno d'inferno quello vissuto dalla donna, barista in centro e mamma di una bambina di pochi anni. Siamo lasciati, gli ho detto che non voglio più e lui non ha mai accettato. E quindi lì ha cominciato con che cosa? Minacce? Si presentava? Con le minacce, sì. Si presentava sotto casa mia, all'asilo di mia figlia, al lavoro, dappertutto. Quindi ti insultava, ti minacciava anche di morte? Sì, che mi ammazza, sì. Ti ha scritto che ti ammazzava? Sì, mi ha scritto. Tutto scritto 200. Da tanti numeri diversi. 200 messaggi in un giorno? Sì, esatto. Le chiamate, ho dovuto cambiare numero, chiudermi tutti Facebook, tutto, solo per non disturbarmi, per dormire. Eva torna con la mente anche alla notte del 15 febbraio scorso, quando la sua Citroen C3 prese fuoco proprio sotto casa, sul retro del condominio dove abita. Poco distante, in un casolare, gli agenti trovarono una tanica di benzina e un coltello, un fatto inquietante, l'ennesimo, che ha ulteriormente accelerato l'attività investigativa con il coordinamento della procura. Tutti i contatti dell'uomo sono stati setacciati. Una partita a scacchi finita poco dopo l'alba. Eva ringrazia tutti, ma confida di non essere ancora tranquilla. Sì, per quello che hanno fatto alla questura, sì. Che l'hanno preso, sì. Però c'è ancora che l'hanno trovato vicino a casa a 5 chilometri, sono ancora preoccupata. Non sia che i suoi amici può essere qua. Cosa ti senti di dire alle donne che sono nella tua stessa condizione? Di stare attente, di non fare le stesse errori che l'ho fatta io. Conoscere un uomo sui social. Lui come si presentava sui social? Aveva la ditta. Invece non era così, tutto diverso da quello che ha detto. Non aveva un lavoro? No, niente. Niculea si trova ora in carcere a Santabona, formalmente indagato per stalking e danneggiamenti. Cambiamo argomento, tornare ad avere un seno come quello precedente alla mastectomia e la battaglia di un'associazione di ex pazienti di tumore per vedere riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale una tecnica innovativa ma oggi quasi osteggiata. Ho visto che era una cosa incredibile, che non era possibile che rimanesse nelle stanze e della clinica dove io ero andata a farlo e che tutte le donne non fossero, e tante donne non fossero a conoscenza di questo. Questa è la storia di un diritto negato, il diritto a usufruire del metodo più naturale per recuperare la propria identità di donna dopo la terribile esperienza del tumore al seno dopo la sua ricostruzione. Una pratica oggi affidata soprattutto alle protesi in silicone, intervento che rientra nel percorso sanitario successivo alla mastectomia e realizzato direttamente in sala operatoria. Certo, una soluzione che resta importante per le donne, ma non l'unica e non la migliore dal punto di vista naturale ed estetico, quindi psicologico. Perché c'è un'altra tecnica, ormai riconosciuta a livello internazionale, una tecnica nata dall'intuizione di un luminare veneto, ma ancora poco conosciuta, quasi osteggiata e non inserita nel percorso post-intervento dal Sistema Sanitario Nazionale. La friulana Daniela Lizzi ha fondato l'associazione Airia proprio per informare il maggior numero di donne di questa innovazione che scoprì quasi per caso nel 2011 dopo il suo tumore. Usare non un corpo estraneo, ma il grasso della paziente stessa, che dopo una liposuzione non invasiva viene iniettato a più riprese nell'area della mammella rimossa. Questa è la soluzione del professor Gino Rigotti, chirurgo veronese, che iniziò la sperimentazione più di 20 anni fa con risultati oggetto ora di autorevoli riviste scientifiche, tanto da ottenere nel 2015 a Boston il prestigioso premio Jacques Malignac, tra i più importanti nella chirurgia plastica. Questa tecnica ha questa grandiosità del riportare il seno alla sua naturale originalità, una definitività che le protesi a silicone o anche le nuove protesi non possono dare, nel senso che comunque, e non tutti sanno, ma non tutti dicono, eccetera, le protesi comunque hanno una vita, hanno una scadenza. Seno simmetrico, naturale, non in scadenza, eppure per molti pazienti resta un sistema sconsigliato. Spesso gli viene detto che è un percorso molto lungo, faticoso, con tante operazioni. Vengono scoraggiate, ci sta dicendo questo? Assolutamente. Posso dire, dopo 10 anni e più, 11 anni dalla mia operazione, che io la ricostruzione che ho fatto è ancora lì
identica a 8 anni fa quando l'ho finita. Non è una guerra alle protesi, precisa Daniela Lizzi, ma l'obiettivo di Airia è fare in modo che le donne abbiano la possibilità di scegliere e la tecnica diventi una prassi nel sistema sanitario nazionale. Il dottor Rigotti è riuscito in qualche modo a trovare un codice per poterlo includere, ma non è incluso in un percorso suo, cioè in un percorso nel percorso di ricostruzione mammaria dopo l'operazione. Cosa manca? Cosa manca? Non devo essere io a dirlo, ma probabilmente questa tecnica trova degli ostacoli di natura diversa da quella sanitaria e di quella di Il rischio è che ci siano degli interessi, giusto, anche dietro le protesi. Probabilmente. Andiamo a Belluno con una storia a lieto fine. Esce dal supermercato nel quale si era recata per fare la spesa e nota un documento abbandonato sul marciapiede di rimpetto. Si può solo immaginare lo stupore della donna quando si deve essere resa conto che quella carta rappresentava un assegno da ben 64.000 euro. Il fatto è avvenuto all'esterno di un supermercato in Piazza dei Martiri e secondo quanto ci è stato riportato da un conoscente della signora si sarebbe verificato nella mattinata di lunedì. Il giorno dopo la sagra della Madonna Addolorata, questa signora mi ha detto che ha trovato un assegno di notevole entità, perché 64.000 euro, e che lei l'ha consegnato immediatamente alla forza pubblica in modo che non andasse perduto. Lei conosce personalmente la signora? Sì, lei che mi ha raccontato il fatto era abbastanza colpita dall'entità della cifra. Immediata quindi la reazione della donna, che ha subito fermato una volante della polizia impegnata in un normale controllo sul territorio per consegnare l'assegno e assicurarsi che fosse restituito al legittimo proprietario. Gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno permesso l'individuazione del titolare della somma in brevissimo tempo, il quale, presumibilmente sollevato dalla vista degli agenti, una volta ricevuto quanto aveva smarrito, avrebbe raccontato agli stessi che la somma sarebbe servita per estinguere un mutuo presso la banca. Lei era con la coscienza a posto perché aveva immediatamente dato questo documento, questo assegno alle forze dell'ordine. Un'azione davvero virtuosa e incoraggiante che ha subito ricevuto il plauso del primo cittadino. Notizia positiva finalmente, una persona che ha uno spiccato senso civico di rispetto dell'altro e davanti anche a una cosa che ha trovato che poteva anche beneficiarne, invece il dovere l'ha portata a rintracciare il proprietario. Sicuramente una storia bellissima da tenere da esempio tutti quanti e noi come città di Belluno anche con orgoglio perché questa cittadina è proprio di Belluno. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Pressione più debole sul nostro territorio, il tempo si mantiene buono giovedì 30 marzo, nei giorni successivi invece maggiore variabilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo un ampio soleggiamento, con il passare delle ore alternanza di nuvole e rasserenamenti con più nubi e non si escludono in serata deboli precipitazioni sui monti fin verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento, minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 14 e 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo sereno con progressivo aumento della nuvolosità, anche in questo caso durante la giornata. Dalla sera piogge sparse. Soffierà vento da sud, anche moderato sulla costa. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancherà il sole, qualche addensamento verso sera con locali rovesci. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 19-21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.